Ci siamo, possiamo iniziare. Buonasera e grazie a tutti di essere venuti. Ringraziamo innanzitutto Don Giampaolo che ci ha dato la possibilità di essere qui in questa piazza, ci ha dato la disponibilità anche di tutta l'attrezzatura e ringraziamo voi per essere venuti qui. Noi siamo qui oggi per presentarci, poi faremo anche un altro comizio dove parleremo più che altro del programma, ma il programma lo stiamo già affrontando nei nostri incontri di settore. Quello che vorremmo fare noi a Barisardo è un modo di fare politica un po' diverso, una politica un po' più partecipata, sempre tesa al confronto. Innanzitutto mi presento per chi non mi conosce, io mi chiamo Ivan Mameli, ho 27 anni, non sono un volto nuovo della... non si sente? Non sono un volto nuovo della politica, nel senso che già 5 anni fa ho partecipato alle elezioni nel 2012. Vi faccio un po' la cronistoria di quello che è stata la nostra storia, la storia dell'alternativa di questo gruppo. 5 anni fa ricevetti una chiamata da Diego Angius, mi trovavo a Isili per lavoro, mi chiedeva Ivan, cosa ne pensi te che ti piace la politica, che sei appassionato di partecipare alle nostre riunioni? Io sapevo che Diego frequentava un gruppo che volevano presentarsi alle elezioni del 2012. Ho detto sì, perché no, partecipiamo. In questo gruppo mi ricordo c'era un ragazzo che aveva l'accento mezzo romano, mezzo sardo, aveva la fissa delle piazze. C'era una ragazza veramente in gamba, un'imprenditrice, aveva come obiettivo lo sviluppo, parlava di patrimonio ambientale e vedeva un patrimonio non sfruttato correttamente. C'era un ragazzo, un esperto di informatica, una persona che gli piaceva più ascoltare che parlare, ma aveva una voglia di fare incredibile. Un altro ragazzo, un geometra, con la fissa del piano della viabilità. E infine c'era un signore, mi ricordo, un signore con difficoltà motorie che parlava di barriere architettoniche, aveva come obiettivo rendere il paese un po' più fruibile anche a lui, che aveva delle difficoltà. Ma la nascita del gruppo, diciamo, avviene ancora prima. Delle persone lungimiranti, ancora prima di noi, vedevano il futuro di Barisardo in una maniera diversa. Che dire, oggi siamo pronti qui a candidarci nuovamente, dopo aver fatto un percorso di 5 anni di opposizione. Allora, quello che vi voglio dire è che nel 2012 noi, nonostante tutto, ci candidammo con dei forti problemi. Il primo fra tutti era un muro che avevamo trovato, un muro che era dato dalla vecchia politica e un muro anche dato da dei pregiudizi o da un pessimismo, un disfatismo diffuso. La vecchia politica prevedeva che il voto era considerato come un oggetto, una merce di scambio. Si diceva voto a Gussu, poitta mi dà richiesto prima di lui, oppure mi sentivo anche voto lui perché mio cugino, poitta seus parentesi. Il voto veniva considerato come una promessa da mantenere, un debito da adempiere, oppure un piacere da restituire. Un altro pregiudizio era dato dal fatto che noi eravamo giovani. Si diceva di noi vunti picciocchedus. Picciocchedus significava picciocchedus inesperti. Era accomunata, era immediata la similitudine. E spesso e volentieri non venivamo identificati col nostro nome, ma venivamo identificati con Suvi Giudè. Questo era curioso perché alla fine ti rendevi conto che anche tutta la tua voglia di fare, il tempo che avevi impiegato nella tua vita a studiare, l'investimento che avevi fatto anche in cultura, in tempo, veniva un po' tutto sminuito e questo era un po' triste secondo me. Era curioso anche che un gruppo formato da persone che andavano dai 25 ai 45 anni veniva comunque considerato giovane. Ti rendevi conto che invece questo concetto di giovani dai 25 ai 45 anni è un concetto tutto italiano, perché poi uno si sposta appena fuori dallo stivale e si rende conto
che a quell'età non si è poi così tanto giovani. Nonostante ciò facevamo la nostra campagna elettorale a testa alta, andavamo in giro per le piazze, per le strade, avevamo i nostri gazebi, abbiamo fatto incontri di settore. La gente del nostro modo di operare più che altro era curiosa, non capiva per quale motivo noi facevamo così. Abbiamo sempre chiesto pareri alla gente. Parlavamo di PUC, di scelte importanti che non erano mai state prese a Barissardo, parlavamo di PUC, piano urbanistico comunale, di piano di utilizzo dei litorali, di mancanze storiche di Barissardo. Barissardo dicevamo che mancava una via commerciale attrezzata. Si parlava un po' di tutto, si parlava di zona industriale. Detto ciò, ricordo ancora la nostra prima riunione in Consiglio Comunale. Diciamo prima l'esito delle elezioni, ma lo sapete tutti, la storia ormai è nota. Noi abbiamo perso di un solo voto. Pur avendo perso di un solo voto, noi ci eravamo resi conto che avevamo avuto un bel risultato, perché comunque avevamo riacceso secondo noi, secondo il nostro modesto punto di vista, avevamo riacceso nei bariesi la voglia di fare politica, di interessarsi ai problemi del Paese. Nonostante ciò, io e Valerio Dettori, quel ragazzo dall'accento mezzo sardo, mezzo romano, che considererei la persona più libera di pregiudizi che io abbia mai conosciuto, un maestro di vita, cosa facciamo? Ci sediamo per 5 anni nei banchi dell'opposizione e dal primo giorno abbiamo detto che il nostro intento era fare una politica costruttiva. Noi non intendevamo fare polemica a prescindere, non intendevamo fare politica contro qualcuno, noi intendevamo dare il nostro contributo. E nella prima riunione mi ricordo che uno dei grossi problemi che c'era era il fatto che, avendo perso di un solo voto, che poi inizialmente erano 2, avevamo fatto ricorso al TAR, c'era ancora un po' di polemica. Noi la prima cosa che avevamo fatto, mi ricordo il mio primo intervento in Consiglio Comunale, ero di una timidezza esagerata, forse un po' meno di oggi, ma anche oggi ne ho abbastanza. Mi ricordo che dissi, ma per quanto ci riguarda, pur avendo perso di un solo voto, il sindaco è Paolo Fagni perché ha avuto una legittimazione popolare. E sembrerà strano, però anche queste sono le regole della democrazia. Oggi siamo nel 2017, c'è una situazione inversa. Nel 2012 c'erano 4 liste, un esercito di candidati. Erano tante le persone che si erano proposte di cambiare il paese, di voler fare qualcosa. Questa volta siamo solo noi, ma non è stata una nostra scelta. Anzi, noi l'abbiamo detto più volte, avremmo preferito un confronto politico, soprattutto in questo periodo di campagna elettorale. Nonostante ciò, non avendo competitor, noi non intendiamo non far fronte a un contraddittorio. Il nostro contraddittorio verrà fatto con la popolazione. Il nostro modo di amministrare sarà lo stesso che stiamo iniziando in questa fase, ossia con gli incontri di settore, incontri puntuali che avverranno. Perché siamo convinti che se si vogliono fare veramente scelte importanti, occorre farle assieme alla popolazione. Perché Barissardo necessita di scelte importanti che è ormai troppo tempo che non vengono fatte. Nei nostri 5 anni di amministrazione, di opposizione, non ci siamo limitati a fare una semplice verifica, un semplice controllo di quello che era l'operato della maggioranza. Il nostro intento era quello di lasciare il segno, di dare qualcosa. Tant'è che abbiamo portato, adesso io non mi ricordo più il numero di interrogazioni che abbiamo portato, ma sono veramente tante, credetemi. Proposte di delibera, regolamenti, mozioni, abbiamo fatto di tutto. Purtroppo, ma quello non è purtroppo, sono le regole della democrazia. In un consiglio comunale c'è una maggioranza e una minoranza. Purtroppo noi non avevamo i voti per far passare una serie di nostre idee. Oggi invece le regole della democrazia prevedono che abbiamo di fronte una scelta. La scelta è data da un gruppo di ragazzi che si propongono, dopo 5 anni di lavoro, un gruppo di ragazzi capaci ma umili, pronti ad ascoltare, oppure
un commissario nominato da Cagliari che viene qui per far quadrare i conti, viene qua per adempiere a quello che prevede la legge, ma credetemi, ho forti dubbi che un commissario possa avere un ruolo politico, perché sono convinto che a Barissato quello che manca è veramente la politica. Nelle prime riunioni dell'alternativa, io ricordo quando mi era stato chiesto di candidarmi, io ero proprio veramente alle prime armi, avevo detto vi ringrazio, vi darò il mio sostegno, ma preferisco non candidarmi. Qualcuno mi aveva spiegato che mettersi in gioco alla mia età era rischioso, rischiavo di compromettermi, era meglio lasciar fare agli altri, i più esperti. Rivedo un po' il mio pensiero di 5 anni fa, lo rivedo oggi tra la gente, perché è così in fondo. Invece quello che vorremmo fare noi è qualcosa di più ambizioso. Noi vorremmo suscitare nuovamente nella gente la voglia di fare politica, di creare un senso del dovere, non di delegare sempre a prescindere. Allora noi, quello che abbiamo fatto in questi 5 anni non è stato un semplice modo di creare una lista di 13 persone, noi abbiamo avuto un progetto un po' più ambizioso, abbiamo fatto un gruppo di lavoro, siamo pressappoco 30 persone, di questi oggi ne vedete 13, ma ce ne sono ben altri, molti sono seduti tra voi, perché partiamo dal presupposto che per fare un lavoro grosso ci vogliono tante teste. Non bastano solo 13 persone. Io a questo punto vorrei più che altro presentarvi quelli che sono i candidati e ringraziare quelli che oggi qua non vedete, ma molti sono lì tra voi. E volevo ringraziare Mauro Loi, Alessandro Ligas, Luisa Carraccoi, Gianfranco Deiana, Eleonora Fanni, Mariella Boi, Luca Schirru, Serena Loi, Azzurra, Mauro Piras, Sergio Serra, Alessandro Acciu, Michele Carta, Raffaele Pisu, Giorgio Serra. Grazie per il vostro lavoro, la vostra pazienza e il vostro contributo. A questo punto vi presento i candidati. Uno è Angelo Brundu, è un ragazzo particolarmente sensibile alle problematiche sociali. Ha un progetto, la Banca del Tempo, spero di poterlo approfondire con lui. Oppure c'è Maria Luisa Zeni, di professione fa l'avvocato, ma è anche madre di 2 figli. Preferisce ascoltare che parlare tanto, ma con poche parole va subito al frutto del problema. È una persona predisposta al confronto. Cristian Barrilli, persona pratica, un professionista. Spesso le 1000 parole le riassume in poco tempo con i fatti. È ossessionato dal piano del traffico. Diego Angius è l'amico che tutti vorrebbero, persona sempre presente, pronta a dire la sua. Fabiana Casu, grande lavoratrice, determinata, capace e incredibile la voglia che ci mette in ogni cosa che fa. Delle volte è un po' permalosa, ma credo che faccia parte del suo essere donna. Ha sempre la penna in mano e non le sfugge nulla. Fabio Todde, persona lungimirante che crede in progetti ambiziosi, ha un'ottima idea sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Spero di poterla approfondire con lui. Alessio Pischelda, praticante avvocato, come tutti i giuristi gli piace ragionare in maniera razionale. Il secondo giorno della riunione era già venuto con una proposta completa sia in termini di costi che di tutto. Filippo Marras è la disponibilità in persona, a volte si perde un po' in termini di concretezza, ma è pronta a dire sempre la sua, a mettersi a disposizione. C'è Francesca, sposata, madre di 2 figli, lavora nel settore sociale. Anche lei ci ha dato una grossa mano in questo progetto. Salvatore Chiai è una vecchia guardia dell'alternativa. Salvatore è uno difficilmente polemico, ma dà sempre il suo contributo. Chi mi sono dimenticato? Sono arrivato a Veronica Lai. Veronica è un'imprenditrice, madre di 2 figli. La definirei come una donna dalle 1000 risorse. Delle volte, quando dice la sua opinione, pare che cerchi lo scontro. Non è così, è un suo modo per cercare il confronto e per arricchirlo.
E alla fine c'è Valerio Lettori, che non ha bisogno di presentazioni. Valerio, l'ho detto prima, è la persona più libera che io abbia mai conosciuto. È un maestro di vita, odia il pregiudizio, ha la fissa per le piazze. Unico difetto è un po' logorroico. Fabiana Caso si presenta. Buonasera a tutti, io sono una di quelle che sono figlie di qua dentro, come se fosse una colpa avere un padre. Semplicemente quello è un modo per chi non ci conosce e vuole mettere in dubbio o insinuare qualcosa e vuole far passare la nostra presentazione, questa candidatura, come se noi volessimo portare gli interessi di qualcuno. Semplicemente noi abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle competenze e delle conoscenze che abbiamo acquisito anche grazie alla famiglia che abbiamo alle spalle e le vogliamo mettere in pratica, semplicemente questo, non c'è nessun secondo fine. Quindi mi presento, sono Fabiana Caso, ho 42 anni, sono laureata, gestisco un centro subacqueo a Barisardo e gestisco dall'anno scorso anche l'impianto ENI di Barisardo e non porto gli interessi di nessuno. Di fatto io e i miei compagni forse ci candidiamo per una forma di egoismo che consiste nel fatto che noi vogliamo semplicemente un paese migliore per noi stessi, perché noi qui ci viviamo, ci lavoriamo e vogliamo restarci, per cui abbiamo bisogno che la situazione cambi in un certo senso e vogliamo continuare a lavorarci. Sappiamo che però occorre darsi da fare nel vero e proprio senso della parola, vista la situazione attuale. Occorre cambiare, occorre fare delle scelte, prendere delle decisioni che siano decisioni per il bene di tutti e non per il bene di pochi, come spesso e volentieri è successo. Solo così penso che Barisardo possa rimettersi in piedi e diventare un paese in grado di offrire opportunità, piccoli, grandi e soprattutto ai giovani. Come tutti noi stiamo vedendo in questi anni, purtroppo molti giovani sono costretti ad andarsene a scappare per trovare opportunità altrove. E questa è una sconfitta per il paese, secondo me, perché sono le nuove forze che possono darci un contributo per cambiare. I giovani devono poter scegliere, secondo me, di andarsene per fare esperienze e conoscere altre situazioni, ma non devono essere costretti ad andarsene perché non hanno opportunità qua. Penso sarebbe un grande traguardo riaprire appunto le porte di Barisardo una volta, se riusciremo, ecco, a vincere questa battaglia per noi, possiamo dire. Sarebbe bello riuscire appunto ad aprire le porte a quei giovani che sono dovuti andare via perché costretti dalla mancanza di opportunità e sfruttare quelle che sono le esperienze e le conoscenze che loro hanno acquisito magari altrove, all'estero o anche nella penisola, per migliorare Barisardo. Questo sarebbe un motivo per il quale appunto io ho scelto di candidarmi. Sono consapevole che nei prossimi anni, che se appunto voi vorrete darci quest'onere, dovrò fare volontariato, perché di fatto si tratta di fare volontariato, amministrare per 5 anni. Dovrò molto spesso mettere da parte il mio lavoro, però lo farò volentieri, lo faccio già nella protezione civile, il volontariato questo sarà un pochino più impegnativo. Potrò mettere a disposizione le mie competenze e laddove le mie competenze non ci saranno, perché, come dice Valerio, siamo degli ignoranti in certi casi, imparerò a conoscere le cose che non conosco, ma ci metterò sicuramente l'impegno per rendere il mio paese migliore, per rendere questo paese nuovamente appetibile dal punto di vista economico. Perché di fatto la situazione in cui noi versiamo adesso non è soltanto un fatto di crisi, come molti vogliono dire, ma è un fatto di retroterra storico che ci portiamo da anni. Sarebbe bello che il nostro vivere bene stimolasse anche altri a venire a vivere a Barisardo e non soltanto a venirci in vacanza. Per cui a questo punto vi dico, se volete, dateci una possibilità e date a voi un'opportunità. Grazie. Veronica Lai, prego. Buonasera a tutti e grazie per dedicarci il vostro tempo. La mia storia è più breve rispetto a quella degli altri perché sono entrata nel gruppo solo quest'anno, ma ho seguito le loro vicende la scorsa volta e questa volta voglio esserci da vicino, perché in questi 5 anni io mi sono sentita in debito verso questi ragazzi. Mi sono sentita in debito con loro per le speranze che hanno portato avanti per 5 anni e che hanno perso solo per un voto. Mi sono sentita in debito tutte le volte che non sono potuta, non sono riuscita ad andare ai consigli comunali
tutte le volte che loro facevano delle interrogazioni, che chiedevano spiegazioni delle cose che interessano a noi, senza aver mai avuto risposta. Mi sono sentita in debito per tutte quelle volte che non sono riuscita a rispondere con una determinazione più ferma, quando si insinuava e si continua ancora a insinuare che dietro di noi ci sia qualcun altro, però questo qualcun altro non ha mai un nome. E se ci fosse io non sarei qui. E allora volevo dire a voi, e anche a loro, che io sono qui. Voglio esserci, mi sono messa a disposizione loro e anche del paese, come persona, come madre e come professionista. Perché insomma, come sapete tutti, io e la mia famiglia gestiamo da quasi 20 anni un hotel. E in questi 20 anni io ho imparato molto dal mio lavoro e ho imparato spesso sbattendoci la faccia. E una delle lezioni più importanti che ora vorrei condividere con voi è la netta sensazione, che non è solo una sensazione, che noi stiamo andando a due velocità. Una è la velocità del mondo che ci circonda, del mondo di internet, del mondo dei viaggi, del mondo del lavoro, del mondo dell'economia globale, che va a una velocità pazzesca. E poi c'è la velocità del nostro paese, che è una velocità che non si vede, che è una velocità che è ferma, che è una velocità dove niente si muove. E un'altra cosa che forse ancora non si è riuscita a capire bene è che noi non siamo in competizione con noi. Se un cliente si trova male nel mio albergo, può sempre trovare un altro albergo, o una casa, o un bed and breakfast. Ma se un cliente si trova male a Barisardo, quello non è un cliente che sto perdendo io, quello è una persona che stiamo perdendo tutti, perché non trova quello che trova, non dico alle Maldive o chissà dove, ma non trova quello che trova in un paese a fianco, che non trova a Cardedo, che non trova a Tortolì. Questi sono i nostri competitor. Ormai i viaggiatori, cioè i turisti, non sono più semplicemente vacanzieri, sono delle persone che viaggiano, che conoscono il mondo, che mettono a confronto questo paese con quelli a fianco, che mette a confronto la nostra costa con la costa della Sardegna, che mette a confronto quest'isola con le altre isole del Mediterraneo e del mondo intero. E allora come si vince questa sfida? Si vince dando tutto e mettendo tutto sul piatto, offrendo tutto quello che abbiamo, perché una camera con un comodino ce l'abbiamo tutti, ma non solo qui, in tutto il mondo. Poi ci sono le cose aggiunte, poi ci sono le cose che abbiamo solo noi e che ci rendono unici. Questo, quanto vale? Chi ce l'ha? Chissà quanto vale, non lo sa nessuno, sapete perché? Perché non è scritto da nessuna parte. O meglio, c'è qualcosa, c'è una bacheca dentro la chiesa, ma solo perché Don Giampaolo si è preso la briga di scriverlo. Non c'è un solo libro sul paese di Barisardo. Se voi entrate in una biblioteca, cercate i libri di tutti gli altri paesi dell'Ogliastra, li trovate. Il nostro no, non abbiamo una storia. E poi, un'altra cosa importante che ho imparato dal mio lavoro è lo sguardo di chi viene qui, che ci fa capire, che mi spiega tutti i giorni, e penso che lo faccia anche a voi, che ci fa capire che questo non è un paese normale, che quella che noi consideriamo normalità, che quello che noi vediamo tutti i giorni, a noi sembra normale perché vediamo qui, ma non lo è. Vedere le discariche per strada, vedere che chi fuma butta il pacchetto delle sigarette per strada, vedere degli animali abbandonati, vedere che quando si entra in un negozio nessuno ti sorride, vedere tanta natura intorno e anche tante spiagge e non poterci arrivare, non è una cosa normale. Queste sono delle piccole cose,
Noi non siamo qui perché vogliamo costruire una grande catena di alberghi o di palazzi, noi non siamo qui perché vogliamo il più grande parco di divertimenti del mondo, noi vogliamo semplicemente che le cose che abbiamo sotto i piedi, vengano fuori e vengano fuori in maniera chiara, perché noi siamo qui per offrire. Vivere di turismo significa questo, non significa diventare ricchi, ve lo garantisco. Però significa avere una vita dignitosa, avere una vita che ti permette di non dover chiedere per favore, di non doverti piegare a chiedere o a restituire un voto in cambio di una promessa di lavoro che, ditemi voi se c'è veramente, o in cambio di una pratica che viene svolta più velocemente solo perché magari sei amico di. Questo non è futuro, questo forse è accontentare un po' alla volta, un po' tutti, ma non è uno sviluppo che noi vogliamo e non è quello che vogliamo fare. È per questo che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Grazie. Maria Luisa Zeni. Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, come ha detto Ivan, mi chiamo Maria Luisa Zeni, ho 42 anni, sono mamma, moglie e svolgo la professione di avvocato. Per me oggi è un onore comunque poter comunicare con i miei compaesani e a voi l'onere di ascoltarci. Ho sempre vissuto a Barisardo, salvo il periodo di permanenza a Cagliari per motivi di studio. E ho visto il mio paese crescere, fermarsi e a un certo punto purtroppo regredire. Ho pensato a quello che oggi avrei potuto dire in questo comizio e per deformazione professionale io vorrei ricordare un articolo della nostra Costituzione e lo vorrei ricordare prima di tutto a me stessa. Questo articolo dispone che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. E mi è stato insegnato che questo ordine di elencazione non è casuale. Cioè il comune è messo al primo posto perché è sicuramente il cuore dello Stato. Il comune è l'ente locale più importante perché è l'ente che è più vicino al cittadino. Infatti il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Un'amministrazione, una buona amministrazione, deve svolgere le sue funzioni secondo quelli che sono dei principi fondamentali, che sono quelli di trasparenza, imparzialità, pubblicità, economicità ed efficienza. E il cittadino non deve essere costretto a chiedere per favore siate imparziali, per favore siate trasparenti. No, il cittadino ha diritto di ottenere questi principi. Una buona amministrazione deve garantire questi principi perché è quello che è previsto dalla legge. È innegabile che le scelte di un'amministrazione fatte dall'amministrazione potranno andare a vantaggio o a svantaggio di singoli soggetti, ma quello che è importante è che quella scelta fatta piuttosto che un'altra sia comunque il frutto di una valutazione reale e leale degli interessi in gioco. L'importante è che quella scelta alla fine dei conti sia quella giusta, sia quella più giusta al raggiungimento dell'interesse comune. Mi è stato chiesto il perché ho deciso di candidarmi. Bene, ho deciso di candidarmi